Chiamo sul palco Maria Grazia Mora, in quota per la Regione Veneto, in quota donna. Grazie. Buongiorno a tutti. È con piacere che vi voglio illustrare la mozione di Grande Nord sulla salute e l'ambiente che abbiamo denominato la cultura della salute. Salute e ambiente viaggiano di pari passo. Infatti, solo vivendo in un ambiente sano ci sono garantite buone condizioni di vita e con il benessere garantito possiamo contribuire a mantenere un ambiente vivibile, confortevole, esteticamente ma anche eticamente bello. Grande Nord intende essere strumento di garanzia a difesa della salute di ciascuno, sia come bene individuale che come bene collettivo, e ritiene quindi indispensabile occuparsi della prima fonte della salute, che è l'ambiente in cui tutti viviamo. Tutto al fine di preservare un patrimonio che deve essere tutelato non solo per noi, ma anche per le generazioni future. La dimostrazione che molti processi patologici trovano una loro causa nell'ambiente, quali l'accumulo eccessivo di inquinanti nell'aria, nell'acqua, nel suolo e nel cibo, ovvero gravi e irreversibili dissesti ambientali, richiede un'attenzione e degli interventi che non possiamo più demandare. Siamo qui a segnalare che il 24% di tutte le malattie dell'uomo sono dovute a esposizioni a fattori ambientali di rischio e purtroppo molte malattie stanno incidendo sempre maggiormente anche sui bambini, sui quali si riflettono assunzioni dirette di prodotti nocivi, ma anche interferenze genetiche, a volte trasmesse inconsapevolmente e senza colpa da genitori che si sono trovati esposti a rischi ambientali. Molte sono le malattie tipiche della nostra civilizzazione: il diabete, i problemi cardiovascolari, la sclerosi multipla, l'Alzheimer, soprattutto l'infertilità e le depressioni, molti ictus e la possibile correlazione con lo sviluppo di determinati tumori. E tutto questo è scaturito da interferenze ambientali nocive. Possiamo qui contestualizzare e prendere ad esempio il cambiamento che è intervenuto anche in agricoltura negli ultimi anni. In Italia il 95% dell'agricoltura è agricoltura convenzionale, che ha preso il posto dell'agricoltura tradizionale. Questo a discapito del territorio, che è stato modificato e coltivato senza rispetto per le peculiarità. In molte zone purtroppo siamo passati a una monocoltura, con forti interessi economici di sostegno per pochi privilegiati, che ha fatto sì che ci fosse l'abbandono di colture tipiche ma meno redditizie. Vi contestualizzo un attimo il discorso per chiarire questo. Sto veloce. Allora, nella zona del Prosecco DOC sono 133 i pesticidi autorizzati dal protocollo e di questi si sa che molti sono cancerogeni. La monocultura della vite ha creato realmente dei gravi danni, soprattutto sulla contestualizzazione dei vigneti che sono stati impiantati vicini a scuole e ad asili. Grande Nord si impegna per l'eliminazione dei pesticidi chimici di sintesi, tutelando comunque gli agricoltori, perché va incoraggiato chi con amore e rispetto crede nel proprio territorio e ogni giorno lo cura in modo responsabile. Dobbiamo incoraggiare le ricerche innovative e le tradizioni. Ci sono anche altri molti fattori che avrei voluto prendere e spiegarvi meglio, ma comunque sono nella mozione presentata, quindi i campi elettromagnetici, i livelli di OC2, i PFAS, che nel Veneto hanno mietuto veramente dei gravi danni. Grande Nord chiede pertanto, nel rispetto del principio di precauzione dell'OMS Salute in tutte le politiche, che ci sia una cura maggiore e ritiene indispensabile che siano messe in atto valutazioni di rischio per informare e formare il territorio. Tutto ciò, e chiudo, avverrà attuando la mission primaria di Grande Nord, che è la tutela del territorio e della popolazione che lo vive. Grazie. Grazie Maria Grazia.